che ho un incontro con il sottosegretario Bressa mercoledì alle ore 13 proprio a Roma per cercare di definire quello che si è fatto finora e il futuro. Stiamo facendo un bel lavoro a livello nazionale e sono aperti già 5 tavoli dei 23 delle 23 materie che dovevamo affrontare, che dovremmo affrontare, che sono la sicurezza del lavoro, l'istruzione, l'ambiente, i rapporti comunitari e poi l'ultima entrata su nostra richiesta è la sanità. Ovviamente ci sono ancora 18 materie da affrontare, però è un lavoro che va avanti e direi anche in maniera incalzante. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di arrivare alla firma di una preintesa quadro, ovvero di fare in modo di mettere giù nero su bianco i criteri, i presupposti affinché chi arriverà col nuovo governo non ci faccia tornare indietro come nel gioco dell'oca. E a chi dice che queste competenze sono ancora troppo poche? Beh, non vorrei fossero gli stessi che dicevano che prima erano troppe 23, sono troppo poche sì perché ce ne sono 23 sulle quali ragionare, però a me risulta che le case si facciano dalle fondazioni e dalle fondazioni si va prima alla gettata, poi si inizia con i pilastri e poi alla fine si fanno i tamponamenti, il tetto e così via. Se qualcuno riesce a fare le case dal tetto mi dica come si fa.